Una buona giornata, ben trovati, eccoci con il nostro Focus TG in questa giornata in cui i temi naturalmente che continuano a tenere banco sono innanzitutto il caso Fenice a Venezia, ma anche il caso Minetti che interessa sia Padova che Venezia per una serie di risvolti su questa vicenda su cui continuano gli interventi sia del governo che del ministro alla giustizia Carlo Nordio, ma avremo anche tanta cronaca. Andremo tra non molto a Marostica per una rapina in una sala slot e ancora la vicenda che a Preganziol nella serata di ieri ha destato molta preoccupazione per una donna trovata ferita in un lago di sangue di fatto nel parcheggio di un supermercato. Da Vicenza parleremo delle conseguenze calcolate in termini economici della guerra in corso. Sappiamo che c'è tra l'altro il tema del governo che sta pensando a incrementare il taglio dell'accisa sui diesel per dare una mano anche alle aziende e alle attività, anche perché per la fine del mese di maggio, lo sapete bene, ne abbiamo parlato tante volte, è annunciato il fermo dell'autotrasporto. Quindi davvero tanti temi, questo a un paio di giorni da un 1° maggio che anche sul fronte del lavoro si conferma caldo, caldissimo. E poi da Belluno avremo il bilancio invece dell'inverno del SUEM che è stato particolarmente impegnativo. Ne abbiamo parlato molto sia per quanto riguarda gli incidenti in montagna ma naturalmente anche per l'evento olimpico. Andiamo a Padova subito con una notizia proprio di questa mattina. Denuncia un furto nel proprio garage ma a sua volta finisce nei guai. La polizia trova droga e bilancino tra gli scaffali di un appartamento dell'Arcella. I ladri però tornano sulla scena e vengono arrestati in flagrante con gli arnesi da scasso. Allora sul posto Marta Zatta con Federico Cibotto. Il quartiere Arcella di Padova torna al centro della cronaca. Alle 2 di notte un uomo in via Setta al primo piano di una palazzina ha chiamato gli agenti della questura perché un uomo stava tentando di entrare all'interno del suo garage. Gli agenti quindi arrivati sul posto hanno proceduto alla perquisizione della zona, alla perquisizione del garage, trovando all'interno dello stesso 60 grammi di hashish. Quindi l'uomo che aveva chiamato gli agenti è stato anche denunciato. Mentre gli agenti erano sul posto, i 3 che avevano tentato l'effrazione si sono avvicinati al luogo e a quel punto gli agenti sono riusciti ad arrestarli, anche perché all'interno dell'auto con la quale erano scappati hanno trovato una mazza da baseball, un piede di porco, un cacciavite. Si tratta di 2 uomini di origine albanese e di un italiano. Ecco, al di là del fatto di cronaca avvenuto appunto la scorsa notte, i cittadini che abitano qui anche da oltre 40 anni non si sentono più al sicuro e raccontano di come la zona sia anche cambiata nel tempo. Ma vediamo cosa ci hanno detto. In questa zona è un disastro perché è inutile che ci vengano a dire che è tutto tranquillo, che non serve zona rossa, che qua e che là. È un disastro. Ma perché dice un disastro? Per cosa? Beh, perché ci sono tanti extracomunitari che si sono integrati, sono brave persone, come nel mio palazzo, e ci sono altri extracomunitari che vivono solo di espedienti. E lei da quanti anni abita qui? 46. E come è cambiata nel tempo? Tutto è cambiato, tutto. Prima non eravamo così tanti, c'erano tutta gente italiana abbastanza tranquilla. Chiaro che c'è anche l'italiano, insomma, che non facciamo questioni di colore o cosa. Adesso è diventato invivibile, soprattutto anche uscire la sera. Io non esco la sera, però... Non si sente al sicuro? No. La zona non è molto sicura, però quello che è rassicurante è che spesso si vedono passare auto della polizia, i carabinieri, quindi da una parte il senso di sicurezza c'è perché le forze dell'ordine sono presenti, però peraltro non è... Ci sono spesso magari episodi come questo di spari? Sì, ma anche molti tentativi di furto, di ingresso anche nel nostro condominio è successo, quindi... Questa zona è una zona sicura? Mica tanto, proprio per niente. Cosa la preoccupa? Purtroppo ci sono parecchi migranti cattivi, insomma persone, dobbiamo stare molto attenti all'occhio. Siamo in una zona proprio brutta, bruttissima, diciamo. Io è da 50 anni che abito qui, però io qua gli ultimi 2 o 3 anni è una cosa
disastrosa proprio. A casa di un mio amico che abita proprio avanti qua, sono andato in garage, ancora l'anno scorso gli hanno fregato la bicicletta molto costosa. Quindi non è la prima volta? No, se vai in giro per le stradine vedi le case che hanno le inferriate ai primi piani, quindi vuol dire che... E lei abita qui da molti anni? 45. E com'è cambiata nel tempo? Beh, si è popolata molto. E diciamo, e a livello di, insomma, di gente insomma, che è venuta a abitare qui? Lasciamo perdere. Questo dunque il viaggio nel quartiere che hanno compiuto i colleghi Marta Zatta e Federico Civotto, partendo dall'episodio di cronaca che vi abbiamo raccontato, un furto e poi parecchio d'altro, quello che hanno trovato la polizia in questo appartamento. Con la cronaca ci spostiamo a Marostica, è già pronta Monica Smiderle perché si è verificata una rapina in una sala slot, rapine che per il territorio, lo sappiamo bene, non sono frequenti ma destano preoccupazione sociale. Vedo il sindaco Mozzo con te. Monica, buongiorno. Buongiorno a te Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Marostica in via Montegrappa, a pochissimi passi dal cuore storico, dalle mura della città. La rapina si è compiuta ai danni della sala slot Admiral che vedete alle nostre spalle, un'azione rapida, fulminea, mirata. Sono le 3 di notte quando un pare giovane, un uomo con il volto travisato è penetrato all'interno della sala slot, si è diretto verso la cassa. All'interno c'erano 2 persone, una dipendente, la cassiera, e un cliente. Minacciando con la lama di un coltello ha intimato alla cassiera di consegnare il contenuto della cassa. Pare in realtà un bottino magro, si parla di una 50ina di euro, ma insomma l'episodio è inquietante. Le immagini della videosorveglianza sicuramente aiuteranno a dare un nome al protagonista di questa rapina, che ovviamente crea preoccupazione nella comunità. Sindaco, allora che reazioni ci sono in città per quanto avvenuto ai danni della sala slot? Beh, innanzitutto buongiorno allo studio e buongiorno a tutti i telespettatori. Direi che sicuramente mette inquietudine e anche sempre c'è un po' di senso di maggiore attenzione quando succedono fatti di questo tipo. C'è da dire che comunque al momento direi che per fortuna risulta essere un caso isolato. Noi siamo a disposizione sempre delle forze dell'ordine nel mettere a disposizione tutte quelle che sono le immagini della videosorveglianza della rete pubblica cittadina, per cui insomma la collaborazione è massima, come è sempre stato anche in altri casi, e attendiamo. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia, e anzi, se le persone, i residenti ma anche chi è semplicemente di passaggio vede delle situazioni sospette, una chiamata alle forze dell'ordine è sempre un aiuto in più e un disincentivo in più. Pare, secondo quanto riferito dai testimoni, ma insomma le indagini dei carabinieri della compagnia di Bassano sono in corso, pare che fosse di giovane età il rapinatore e italiano. Sì, non penso ci siano distinzioni. Quando uno commette un reato è un reato, punto e basta. Direi che, ripeto, per la situazione di Marostica in questo momento abbiamo avuto casi, ma ormai si parla di quasi un anno fa, nella stazione di Marsan, dove c'è stata la rapina sempre un esercente, poi però non ci sono state particolari criticità, quindi per questo posso dire che è un caso isolato. Bisogna mantenere l'attenzione alta e non sottovalutare, quindi ripeto, gioco di squadra tra amministrazioni, forze dell'ordine ma soprattutto cittadini. Va detto, sindaco, a onor del vero, che il caso di Marsan è stato un caso molto particolare, un caso molto violento, perché madre e figlio furono immobilizzati e tenuti per ore bloccati all'interno della loro abitazione, malmenati, e in quel caso il bottino fu molto molto consistente. Sì, esatto, devo dire però che c'è stato un grande lavoro delle forze dell'ordine e siamo arrivati anche a un buon punto in tutta quella che è la vicenda.
Lina, se non ci sono domande da studio, noi abbiamo tentato, concludo il collegamento, anche di parlare con i proprietari della sala slot, ma evidentemente scossi, non hanno rilasciato dichiarazioni. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio e ringrazio il sindaco Matteo Mozzo. Grazie Monica Smiderle, grazie al sindaco naturalmente per questo collegamento, al collega Andrea Benetti per la parte tecnica. Noi andiamo avanti con la cronaca. Allora, col traffico in tilt questa mattina lungo la A13 con ripercussioni giunte fino all'area di Padova per un tir che si è ribaltato letteralmente sulla carreggiata in mattinata all'altezza di Occhiobello. Viaggiava carico di scooter il tir che questa mattina intorno alle 7 si è ribaltato lungo la 13 nel territorio di Occhiobello. Il mezzo pesante percorreva la strada in direzione nord nella carreggiata che da Bologna porta verso Padova. Un ribaltamento è avvenuto in modo autonomo che non ha causato conseguenze al conducente né coinvolto altri mezzi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l'autostrada bloccata all'altezza di Occhiobello fino a metà mattina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal comando di Rovigo e Ferrara che hanno operato con l'autogru per la messa in sicurezza e la rimozione del tir. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia stradale. E poi c'è l'incendio che ha distrutto la scorsa notte un ex vivaio ad Abano Terme. Sulle cause stanno indagando i carabinieri, aperte per ora tutte le ipotesi. È passata da poco la mezzanotte quando il fuoco avvolge una struttura in via Montesanto ad Abano Terme. A lanciare l'allarme sono i residenti che iniziano a chiamare i numeri d'emergenza. Nel frattempo le fiamme divampano nei 1200 metri quadrati della Abano Vivai Garden chiusa da pochi mesi. Arrivano i vigili del fuoco di Abano Terme con i colleghi di Padova e i volontari di Borgo Ricco. Sul posto anche il funzionario di guardia e i carabinieri. Un lavoro lungo e difficile. Nel frattempo inizia l'indagine condotta dal nucleo investigativo regionale dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. Tutte le ipotesi sull'origine sono aperte, non si esclude per ora neppure il dolo. Vandali in azione a proposito di fuoco nella zona del quartiere di Monigo. Siamo a Treviso, decine di auto prese di mira, proprietari sconvolti, fiamme da un'automobile che peraltro nel bagagliaio aveva una bombola di GPL con rischio di esplosione, gomme tagliate. Si stanno cercando naturalmente i responsabili di questo raid. Un'auto divorata dalle fiamme, almeno un'altra ventina con gli pneumatici tagliati dai vandali che hanno colpito a Monigo, dove poco dopo mezzanotte sono arrivati vigili del fuoco e polizia, con il concreto rischio che l'auto incendiata, alimentata a GPL, esplodesse. È stato un residente della zona a accorgersi che una Ford Fiesta aveva fumo che usciva dall'abitacolo. Immediata la richiesta di soccorsi e il passaparola tra i residenti di via Sant'Elena Imperatrice, che una volta scesi in strada si sono accorti che quasi tutte le auto parcheggiate e anche nelle vie limitrofe avevano gli pneumatici tagliati, oltre una ventina i mezzi danneggiati. La notte scorsa dei vandali, perché non si può definirli diversamente, hanno dato fuoco a una macchina e hanno tagliato le gomme alle macchine vicine. È la prima volta che succede ed è preoccupante perché per gli abitanti della zona, insomma. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, loro intanto hanno spento il fuoco, hanno sventrato proprio perché c'erano le bombole lì dentro. C'era sto rischio e da lì poi siamo risaliti al fatto che hanno tagliato una gomma a tutte le macchine qui dentro del vialetto fino in fondo là. Poi ci siamo accorti che hanno tagliato le gomme, una gomma alle macchine parcheggiate davanti, poi allora i pompieri hanno chiamato la polizia che è uscita. Risparmiate solo le automobili nei pressi dei lampioni, forse per sfuggire eventuali telecamere di videosorveglianza. Ad aggravare la situazione, come detto, il fatto che l'auto in fiamme era alimentata a GPL e quindi solo l'immediato intervento dei pompieri ha evitato il pericolo di un'esplosione. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, per indirizzare le indagini. Tra le ipotesi anche quella che i responsabili siano un gruppo di giovani che si ritroverebbero in zona fino a tarda sera, disturbando i residenti. Nel raid prese di mira anche auto parcheggiate nei pressi della chiesa di Sant'Elena Imperatrice, provocando così danni complessivamente per migliaia di euro.
Torneremo alla cronaca tra poco. Chiedo cortesemente alla regia, oggi Mattia Pizzaia e Andrea Basso, di inquadrare l'home page del Gazzettino, che dà conto di una notizia propria firmata dal collega Fulvio Fenzo. Ecco qua che naturalmente si è spostato tutto. Eccolo qua: bambino disabili, quaderni falsificati, relazione shock, maestre nella bufera, i genitori volevano un collega di sostegno. Questa è la premessa. Si tratterebbe di un bambino di 8 anni definito disabile a scuola. C'è bufera naturalmente in Riviera del Brenta, si agitano mondo della scuola e famiglie per questo caso, di cui ci parla in diretta la nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, che sta naturalmente cercando quelle che possono essere le reazioni proprio del mondo della scuola, dell'ufficio scolastico regionale. Anna Maria, buongiorno. Sì, eccoci, buongiorno Lina. In effetti ci troviamo proprio davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale, dove sta continuando a far discutere questa vicenda delicatissima, come hai detto tu, di questo bimbo di 8 anni, normodotato, sebbene vivace e iperattivo, definito però della Riviera del Brenta, di una terza elementare della Riviera del Brenta, definito però dalle maestre un bambino con problemi di disabilità. Tutto questo al fine di richiedere un insegnante di sostegno per, sembrerebbe, non dover badare al bimbo e quindi avere maggiore attenzione per lui rispetto all'intera classe. Vicenda che sta scuotendo anche il mondo della scuola, appunto, come hai detto, ma anche quello di molte famiglie, considerato che soltanto pochi giorni fa era emersa l'altra vicenda, sempre di un'altra scuola del territorio di Mestre, stavolta con l'insegnante che aveva tagliato i capelli a 2 alunne. Dopo quella vicenda ora emerge quest'altra delicatissima e raccapricciante vicenda con i genitori del bambino che non si sarebbero accontentati della relazione delle insegnanti, e per questo sono andati anche dalla ULSS 3 Serenissima per avere un riscontro su quanto detto dalle insegnanti, ma le relazioni sia del logopedista in particolare che dello psicologo avrebbero smentito quanto dichiarato dalle 2 insegnanti, che parlavano nei quaderni del bambino di un bimbo descritto come iperattivo e con marcate difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria, fino, dichiaravano le maestre in questi quaderni, a una presunta salivazione incontrollata. Quindi la dirigente scolastica interpellata avrebbe ammesso che la maestra e le maestre, si parla di 2 maestri in questo caso, hanno sbagliati. Non ha parlato però di quaderni falsificati del bimbo, ma di quaderni che erano stati alterati. Ora, dicevamo, si attendono le verifiche dell'ufficio scolastico regionale, mentre anche diversi sindaci della Riviera del Brenta stanno seguendo con attenzione questa vicenda delicatissima e raccapricciante al tempo stesso, che potrebbe aprire interrogativi molto seri sulla gestione scolastica e sulla tutela dei minori. Quindi per il momento è tutto. Lina, ti restituisco con Sandro Ponchio per la parte tecnica alla linea. Grazie Anna Maria Parisi, vedremo che evoluzioni avrà questa vicenda. Allora, siamo in grado di trasferirci subito a Belluno. Il nostro Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi è dal commissario straordinario dell'ULSS 1 Giuseppe Dalben, perché l'azienda sanitaria oggi ha fatto il punto sugli interventi effettuati in un inverno particolarmente impegnativo. Fabio, a te, buongiorno. Grazie, buongiorno. Appunto, come detto, sono con Giuseppe Dalben, e un dato che vorrei dire per far capire che sono stati di più gli interventi per gli incidenti sulle piste da sci che quelli per gli incidenti tra automobili. Questo per dare il senso un po' di come sia particolare il lavoro durante l'inverno, un inverno che ha avuto anche la stagione olimpica e paralimpica, quindi un sommarsi di tante cose su cui appunto l'USL 1 Dolomiti ha voluto fare il punto.
tantissimi numeri. Quali sono quelli più significativi? Beh, sicuramente il 7% in più delle missioni dei nostri mezzi di urgenza ed emergenza, naturalmente con il personale a bordo, il 2% in più degli accessi al pronto soccorso, i 376 voli che i nostri 2 elicotteri hanno fatto per le missioni appunto soprattutto in pista e le ambulanze messe in campo in più rispetto... Quindi se le interrompo, credo che magari forse da casa stanno anche vedendo le immagini che Stefano ha preparato facendo vedere gli elicotteri, i soccorsi in pista, proprio di cose di cui sta parlando, facendo vedere il tipo di lavoro che è un po' poi quello che abbiamo anche alle nostre spalle in questo banner, per far capire di cosa stiamo parlando. Scusi se l'ho interrotta. No, ma stiamo parlando appunto dei servizi di urgenza ed emergenza che vengono messi appunto in campo durante la stagione turistica estiva e invernale. In questo caso durante appunto l'inverno l'elicottero si è mosso ben 376 volte per appunto andare a soccorrere persone, la maggior parte appunto nelle piste da sci. Gli elicotteri, perché ricordiamo che anche quest'anno sono 2 e avete allungato il tempo, i giorni di lavoro del secondo elicottero. Assolutamente sì, rispetto ai 20 giorni dell'anno scorso siamo partiti il 5 di dicembre e abbiamo terminato il 15 di marzo, quindi un periodo molto ampio, molto esteso, importante, che ha ricompreso anche appunto la fase olimpica, e questo per dimostrare appunto l'attenzione che abbiamo avuto in questo periodo invernale molto particolare per le nostre Dolomiti. Anche perché, come sottolineava, gli incidenti in pista si concentrano in quelle ore di sole e talvolta nemmeno 2 elicotteri sono sufficienti. Assolutamente sì, appunto c'è questa concentrazione dell'attività nelle piste chiaramente fino alle 4 del pomeriggio, no? Di solito, dalle 8:30 9 della mattina, e quindi lì c'è la maggiore appunto richiesta di intervento. Poi ci sono appunto quegli interventi che vanno anche oltre, insomma, ecco, questi orari. Allora si parla appunto di missioni nella fase appunto del tramonto o addirittura nella fase notturna. Cosa importante che avete notato con l'obbligatorietà del casco in pista. Ma il casco è diventato veramente una misura di sicurezza importantissima. E ha funzionato. E sta funzionando veramente molto molto bene, perché anche se c'è un trauma cranico, è un trauma cranico chiaramente di minore entità possibile appunto rispetto al fatto che non ci sia stato... Pensiamo a Schumacher, se quella volta avesse avuto il casco, per esempio. Beh, adesso io non so, Schumacher quella volta se aveva o non aveva il casco. No, non lo aveva. Non lo aveva, ecco, se non aveva il casco lì c'è stata veramente una fatalità importante, purtroppo. Magari con il casco? Magari con il casco sicuramente, magari con il casco potrebbe essere stato l'incidente appunto inferiore. Poi abbiamo visto un dato, per esempio, parlando dell'attività, che non è soltanto quella del momento olimpico, avete raccontato, perché poi la vita continua con tutti gli abitanti. Un dato, mi sembra il 62% di codici bianchi al pronto soccorso. La gente dovrebbe pensarci prima di intasare i pronti soccorso? Assolutamente sì, lo stiamo ripetendo da anni questo concetto, questo tema dell'utilizzo improprio del pronto soccorso. Il pronto soccorso va usato con appropriatezza, quindi con attenzione, se veramente serve, insomma, se c'è veramente un valore importante, insomma, perché intasarlo con i cosiddetti codici minori, bianchi o bianchissimi, come appunto si dice, chiaramente porta via delle attenzioni a pazienti che hanno naturalmente maggior necessità, insomma, ecco. Lei indossa la maglia del 118, però c'è un nuovo numero che proprio potrebbe essere utile a risolvere i problemi di questi inutili accessi al pronto soccorso, il 116 e il 117. Da ottobre è attivo questo nuovo numero per le situazioni non di emergenza, soprattutto a livello territoriale. È un numero a cui risponde appunto una centrale operativa che poi dirotta appunto lì ai vari servizi in base alle richieste che vengono effettuate le motivazioni di quella telefonata. Quindi è un numero che sta via via assumendo un ruolo importante. 12.200 circa sono state le chiamate che abbiamo visto in questo periodo, che naturalmente hanno fatto in maniera di detendere le chiamate al 118. Grazie Giuseppe Dalben, grazie allo studio per la linea, da Belluno, da parte di Fabio Di Stefano è tutto.
Grazie ai colleghi di Belluno, grazie naturalmente al commissario Dalben per queste precisazioni, queste notizie, queste informazioni che ci ha dato sull'inverno particolarmente sotto stress impegnativo per il servizio sanitario nella zona di Belluno. Noi andiamo avanti con la cronaca, torniamo nel Padovano con l'omicidio di Marco Cossi perché continuano le indagini della polizia, è stata fissata intanto la data dei funerali della vittima di questo delitto che si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di Tencarola di Selvazzano Dentro. Nuovo sopralluogo della polizia a casa di Samuele Donadello, il 46enne padovano in carcere con l'accusa di aver ucciso Marco Cossi, il 48enne originario di Latisana, massacrato a coltellate la notte del 19 aprile in via Isonzo a Padova. Donadello si è autoaccusato del delitto, ma la sua ricostruzione del movente deve essere verificata. I poliziotti stanno cercando riscontri, analizzando i messaggi tra i due, la loro conoscenza e facendo accertamenti anche sulla vittimologia, ricostruendo tutto ciò che riguarda la storia della vittima. Donadello infatti ha raccontato di aver accoltellato Marco Cossi nel tentativo di difendersi durante una colluttazione dopo che si erano dati appuntamento in via Isonzo per parlare dell'attività di food truck che dovevano aprire insieme e che sempre secondo il racconto del killer sarebbe stata una copertura per lo smercio di droghe sintetiche. Gli accertamenti stanno proseguendo, ci saranno delle risposte che arriveranno appunto a livello scientifico, a livello appunto medico-legale e anche si sta lavorando per meglio definire e delineare il movente e anche quelle che sono state le iniziali dichiarazioni autoaccusatorie o autoindizianti. Viene chiamata confessione, in realtà più che una confessione sono dichiarazioni autoindizianti, autoaccusatorie che vanno anche queste riscontrate e quindi fra questi anche capire bene alcuni aspetti sul movente e anche sull'arma utilizzata, quindi questo stiletto, questo pugnale che ad oggi ancora non è stato ritrovato. Da un delitto a un altro, l'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano, è arrivato a sentenza anche il processo a carico del grande accusatore Joel Lorenzo, pena di 20 anni contro i 24 che aveva chiesto la procura grazie alle attenuanti e alla volontà di risarcire i familiari della vittima. Il pubblico ministero Michele Permunian aveva chiesto per lui una condanna a 24 anni, la Corte d'Assise di Treviso gliene ha inflitti 20. È una sentenza che soddisfa la difesa e scontenta le parti civili, quella a carico di Joel Lorenzo, il 26enne dominicano coinvolto nel delitto di Margherita Ceschin, salvo poi collaborare con gli inquirenti. Un procedimento a parte, quello nei suoi confronti, dopo che per l'omicidio della 72enne, il 23 giugno 2023 a Conegliano, sono già stati condannati all'ergastolo il fratello Sergio Lorenzo e quello che viene ritenuto l'esecutore materiale Matteo Garcia, mentre Enzo Lorenzon, ex marito della vittima e considerato il mandante della spedizione finita con la morte dell'anziana, è a sua volta deceduto lo scorso 4 agosto. Il riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti ha permesso la riduzione del calcolo della pena. Il 26enne di fatto potrà tornare in regime di semilibertà già tra 12 anni, a suo carico anche una provvisionale a favore di una delle figlie della Ceschin di 120.000 euro. E si svolgerà invece domani l'autopsia su Antonio Sandonà, l'imprenditore ottantenne di Arsiero nel Vicentino, morto durante un tour in bicicletta in Sardegna. Indagato per omicidio stradale l'automobilista, un 91enne con patente scaduta da oltre un anno. Si terrà giovedì, su disposizione della Procura di Oristano, l'autopsia sul corpo di Antonio Sandonà, 80 anni, noto imprenditore caseario di Arsiero, travolto e ucciso una settimana fa durante una vacanza in Sardegna. Un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso e ricostruire gli ultimi istanti della sua vita. L'incidente è avvenuto lungo la strada tra Tonara e Sorgono, in provincia di Oristano, mentre Sandonà stava percorrendo in bicicletta uno dei tratti del suo tour sull'isola, con un gruppo di una quarantina di amici vicentini. Ad investirlo è stato Antonio Carta, 91 anni, residente a Sorgono, che guidava una Panda ed è indagato per omicidio stradale. Dagli accertamenti è emerso un elemento pesante. L'anziano era alla guida con la patente scaduta da 1 anno e mezzo, un aspetto che aggrava la sua posizione nell'inchiesta aperta dalla magistratura.
Secondo una prima ricostruzione, l'impatto è stato molto violento. Sandonà aveva appena ricevuto una telefonata e si era fermato al lato della carreggiata per rispondere. In quel frangente è sopraggiunto Carta, che pur avendo una visibilità ampia non si è accorto della presenza del ciclista e l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. L'obiettivo dell'inchiesta è stabilire responsabilità e circostanze precise dell'investimento. Intanto è forte il dolore ad Arsiero nell'Alto Vicentino per la scomparsa di Sandonà, imprenditore molto conosciuto e figura di riferimento nella comunità anche nel mondo del volontariato. Abbiamo parlato di furti e rapine in apertura della nostra trasmissione, continuiamo adesso, riprendiamo questo filone. 2 studenti sedicenni rapinati sotto la minaccia di un coltello da 3 coetanei fuori dalla scuola enologica di Conegliano. La polizia ha denunciato i responsabili. Il coltello puntato contro, le minacce, gli schiaffi, poi la rapina, protagonisti ancora una volta giovanissimi. Un copione che si ripete nuovamente, stavolta a Conegliano. La mattina del 28 marzo, all'esterno dei cancelli del Cerletti, 2 studenti di 16 anni stanno aspettando di entrare a scuola. Dovrebbero incontrarsi con una ragazza e altri giovani, ma all'appuntamento arrivano 3 loro coetanei di nazionalità albanese, rumena e marocchina di 16 e 17 anni, anche loro studenti ma di altri istituti. I 5 non si conoscono, ma bastano pochi minuti alle vittime per capire le intenzioni dei 3. Dalla mano di uno di loro spunta un coltello. Sotto la minaccia dell'arma si fanno consegnare dal sedicenne i soldi che ha con sé, circa 40 euro, mentre l'amico prima viene preso a schiaffi, poi fatto inginocchiare. L'ultima intimidazione degli aggressori prima di andarsene, quando raccomandano ai ragazzi di non parlare per evitare ritorsioni. Sotto shock i 2 studenti raccontano tutto ai genitori che li accompagnano in commissariato a sporgere denuncia. Scattano le indagini della polizia anche attraverso l'incrocio dei dati raccolti sui social, delle telecamere e delle testimonianze. Risalgono ai 3 giovanissimi, tutti incensurati, ora denunciati per rapina aggravata e minaccia aggravata dall'utilizzo del coltello. Dinamica simile alla tentata rapina dello scorso febbraio a pochi metri da questo ultimo episodio all'esterno dell'Istituto Galilei, ai danni di uno studente, anche in questo caso avvicinato da 3 minori che lo avevano minacciato cercando di portargli via il giubbotto. Solo l'intervento di un passante aveva evitato di portare a termine il piano. Nessun collegamento tra i 2 fatti, ma un modus operandi sempre più diffuso tra i giovanissimi che ignorano le conseguenze di certe azioni. Questo è il servizio della nostra Francesca Bozza e c'è un tema naturalmente di ordine pubblico e di sicurezza in via Roma a Treviso, con una polemica politica che non si spegne. C'è stata l'ennesima lite violenta l'altra sera. Via Roma sappiamo che è compresa nella zona rossa ancora in questo momento in vigore a Treviso. Residenti infuriati, con loro l'avvocato Fabio Crea, che è diventato ormai il portavoce del disagio degli abitanti di quell'area. Andiamo a sentire il servizio. Di fronte a questa riteniamo e i residenti ritengono incapacità di gestire o di interrompere un fenomeno che, per quanto mi riguarda, sarebbe facilmente risolvibile, hanno deciso, con la condivisione di noi legali, di intraprendere tutte le azioni civili, amministrative e forse di altra natura per cercare di capire se qualcuno di diverso rispetto agli attori e ai protagonisti o ai responsabili della gestione di questo fenomeno sia in grado di dare delle direttive o dei pungoli diversi. Una serie di esposti che entro un mese l'avvocato Crea con altri 2 colleghi presenterà su mandato di alcuni residenti di via Roma per sensibilizzare sulla problematica di sicurezza che gravita in particolare intorno a via Orioli, affinché siano valutate ulteriori azioni. Parla di cittadini esasperati, il legale lui stesso vive qui e conosce bene la situazione, testimone dell'ultimo episodio in ordine di tempo. Intorno alle 19 Crea stava rientrando a casa insieme ad un collega e alle figlie di 9 e 12 anni quando
quando si sono imbattuti in una violenta lite tra due giovani stranieri, ripresa da alcuni passanti e residenti. Nelle immagini si vede inizialmente il gruppetto seduto, i ragazzi chiacchierano, si scambiano una sigaretta, tutto sembra tranquillo, poi forse per una parola di troppo i due, come spiega la questura, vengono alle mani, volano schiaffi e spintoni, qualcuno degli amici cerca di dividerli. Anche pericoloso perché è una via ovviamente di passaggio in un orario serale ma non notturno, con persone, le chiamo tra virgolette normali, che si sono trovate in mezzo e che avrebbero potuto ricevere delle conseguenze, avere delle conseguenze fisiche negative. Vengono immediatamente chiamate le forze dell'ordine. La questura spiega che la volante è intervenuta in pochi minuti, ma all'arrivo degli agenti i protagonisti della lite si erano già dileguati. Un episodio che riaccende i riflettori sulla zona rossa, con l'avvocato Crea che a sua volta punta l'attenzione su questo angolo di via Orioli, dove dice esserci la vera criticità e la necessità di un presidio fisso. Quella che è diventata una vera e propria piazza di spaccio, oltre di incredibile degrado, sono questi 20 metri di strada e questo angolo di via Roma. Quindi o è qui il presidio fisso oppure è totalmente inutile. In tal senso dalla questura viene assicurato che i servizi sono puntualmente estesi anche a via Orioli, attenzionata come le altre aree della zona rossa. I commercianti da parte loro parlano di miglioramenti con una intensificazione dei controlli, anche se aggiungono esserci ancora delle criticità. È rimasto un po', diciamo, una situazione ancora un po' di stallo, perché la gente ancora non si fida più di tanto di venire qui in determinati orari, il sabato soprattutto. La zona si svuota. La situazione è in miglioramento, sì, non è ancora una situazione accettabile secondo me, perché comunque ci sono, diciamo, sempre delle criticità riguardanti la zona e sono sempre le stesse. Fin qui Treviso, non va molto meglio altrove, ci spostiamo a Venezia. A San Polo parla l'esercente che domenica pomeriggio ha sventato un borseggio e per tutta risposta è stata aggredita dai baby borseggiatori. Li conosciamo ma fanno quello che vogliono e rimangono impuniti, ci ha detto. Noi non possiamo toccare loro niente, invece noi se tocca loro fa a noi andare querela, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto. A parlare la titolare di origine cinese del bar-ristorante in Campo San Polo a Venezia, che ci mostra i graffi e i lividi al braccio frutto dell'aggressione, l'ennesima, subita da alcuni borseggiatori che la donna ha fermato mentre tentavano di scippare dei turisti. Sappiamo benissimo chi sono, ci racconta, e sono giovanissimi. Passano, ci mancano di rispetto, ma nessuno può far nulla. Tutti i giorni passa qua perché ruba le clienti, portare via borsa. Noi sempre non fai entrare nel mio campo, poi loro sta là a rubare, noi diciamo qualcosa, loro prende tutte le volte quando passa, porta faccia poco. Sempre tutte le volte passa qua perché noi sempre dici no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi. In zona gli esercenti ormai riconoscono i borseggiatori che, come noto, si dividono le zone della città. Conosco le facce perché sono i stessi, tutti sono gli stessi paesi. Sono tanti, pieno di Venezia, sono tanti pickpocket e danno fastidio per turisti, tutte le calle in stretta, poi anche supermercato, in giro. Loro vogliono solo cash tutti i giorni. Tutta giornata anche le sere, forse loro fanno turno, non lo so come fanno, però sono tanti. La rabbia tra commercianti e residenti è tanta perché, dicono, questi borseggiatori possono agire indisturbati senza essere puniti. La legge per loro non fa niente, noi non possiamo anche toccare loro niente. Guarda, io qua tutti i ragazzi, noi non toccato loro niente, solo loro. Perché guarda, quando tu fai denuncia, tu stai là, denuncia, loro già andano fuori, cosa contano, non conta niente, è giusto. Altro episodio singolare a Padova in questo caso, entra in un negozio in centro con le stampelle, prova a rubare degli abiti, fermato dai carabinieri dopo aver cercato di guadagnarsi la fuga brandendo proprio queste stampelle contro il direttore del negozio. Nemmeno i suoi malanni fisici che lo costringevano ad usare le stampelle lo hanno fermato. Un 41enne, originario dell'Est Europa, ha provato ugualmente a rubare alcuni capi di abbigliamento dal punto vendita OVS in pieno centro a Padova.
L'uomo però è stato notato dai commessi, a cui ha prima restituito una giacca del valore di 50 euro, cercando poi di darsi alla fuga. Rallentato però dalle stampelle, è stato fermato da dei dipendenti sempre del negozio. Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine, vistosi in trappola, ha impugnato le stampelle in posizione orizzontale, agitandole con violenza verso l'addome del responsabile del negozio per colpirlo e aprirsi un varco. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di fermarlo. È stato trovato in possesso di una polo restituita al proprietario. L'uomo è stato individuato anche quale presunto responsabile di un furto consumato la scorsa settimana nel medesimo esercizio commerciale, da cui era stata rubata una giacca in pelle e uno zaino. Dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell'Arma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP ha quindi convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di firma. E allora torniamo a Treviso, zona rossa, ma non solo, migranti anche, perché da oggi non c'è più posto nelle strutture ricettive che li hanno accolti gratuitamente nell'ultima settimana per i migranti che hanno dovuto lasciare dopo l'operazione di pulizia i parcheggi dell'ex Appiani e del Dal Negro a Treviso. Si preannuncia a Treviso un Consiglio Comunale oggi pomeriggio infuocato. Andiamo dal nostro Cristian Arboit, che è in diretta con Tommaso Migot da Cassugana insieme al sindaco Mario Conte. Cristian. Sì, buongiorno Lina, siamo in diretta da Cassugana, Tommaso Migot per la parte tecnica, qui con me, eccolo, grazie per la disponibilità, sindaco Mario Conte. Si preannuncia, lo diceva Lina dallo studio, un pomeriggio particolarmente infuocato, teso a Cassugana in Consiglio Comunale. C'è questo sit-in che di fatto sta rimbalzando anche sui social, che è stato ufficializzato poi da praticamente tutte le forze di opposizione. Lei come si sta preparando a questo pomeriggio, sindaco? Non sono per niente preoccupato, nel senso che sarà infuocato per coloro che vogliono continuare a strumentalizzare questi poveri migranti. Lo fanno con un obiettivo politico abbastanza evidente, lo fanno però in modo maldestro e soprattutto perdono di vista il vero obiettivo, che è quello loro di aiutare i migranti. Mentre loro continueranno in questa sceneggiata, noi invece continueremo insieme alla diocesi, quindi attraverso Caritas, insieme al prefetto, insieme a Sant'Egidio, a lavorare per un vero processo di integrazione e soprattutto vera gestione di questi flussi migratori. Ricordo che siamo uno dei comuni che ha maggiormente investito sia da un punto di vista delle risorse che da un punto di vista degli spazi. Forse è questo che dà particolarmente fastidio a certa opposizione, però arriviamo anche a un punto dove bisogna saper dir basta, nel senso che noi siamo chiamati a servire la comunità trevigiana che ci chiede sicurezza, che ci chiede decoro, che ci chiede dignità e allo stesso tempo siamo chiamati a dare risposte e prospettive future a questi ragazzi, e quindi tutti coloro che strumentalizzano e utilizzano questi poveri ragazzi per fare campagna elettorale, lascia il tempo che trovano. Noi continueremo a lavorare per il bene della comunità trevigiana e per il bene anche di questi ragazzi che hanno una dignità che deve essere rispettata. Quindi vi faccio l'esempio: se qualcuno voleva aiutare questi ragazzi li avrebbe accompagnati o in questura o ai servizi sociali, invece li hanno accompagnati con tanto di telecamere e giornalisti sotto i portici del municipio a volte o della prefettura altre volte. Questo significa voler fare propaganda. Nessuno di queste persone si è rivolto per esempio ai servizi sociali. Lo faremo noi comunque di nostra spontanea volontà per capire se tra questi c'è qualcuno che ha diritto ad essere accolto in qualche struttura, ma nessuno di quelli che oggi verrà a protestare in Consiglio Comunale si era mosso nel modo corretto, quindi significa non volerli aiutare ma volerli strumentalizzare. Senta sindaco, domani ci sarà una riunione in prefettura proprio sul punto. Quale soluzione possiamo già adombrare? Ma non so francamente quale sarà il contenuto, il tenore della riunione di domani. Attendiamo di capire. Noi andremo
lì con i numeri alla mano, con l'impegno e gli sforzi che l'amministrazione fino ad oggi ha fatto grazie al lavoro dell'assessore Tessarolo, e poi insieme alle altre realtà responsabili del nostro territorio cercheremo di capire qual è la miglior soluzione. Ricordo che io sono chiamato a servire la comunità trevigiana e devo rispondere alle sue esigenze di sicurezza, di decoro, di igiene, e gli interventi che sono stati fatti nelle scorse settimane di pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti vanno nella direzione che i nostri cittadini ci chiedono. A proposito di sicurezza, zona rossa che è tornata a far parlare di sé dopo l'alterco violento di cui vi abbiamo dato notizia anche nel telegiornale di ieri sera, quell'alterco violento che è stato registrato da diversi passanti, tra questi anche l'avvocato trevigiano, esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Crea. Sindaco, anche la zona rossa con i residenti, con lo stesso Fabio Crea, che dicono i controlli sono carenti, serve fare di più. No, in realtà parto dalla riflessione dei commercianti che ho visto proprio in onda nei vostri servizi, dove evidenziano come la situazione sia migliorata. Evidentemente ci sono ancora delle criticità, nessuno dice di no, però proprio i commercianti sono anche coloro che mi chiamano, che mi ringraziano, così come molti altri residenti. Ci sono state delle criticità, rilevo la denuncia dell'avvocato Crea e sarà mia cura portarla sul tavolo della prefettura. Dispiace però quando l'avvocato Crea, esponente di Fratelli d'Italia, se la prende con la professionalità delle forze dell'ordine, quindi mi dispiace questo attacco al questore, al comandante dei carabinieri, al prefetto, al comandante della polizia locale, perché mettere in discussione la loro professionalità e il metodo di lavoro non credo che vada nella direzione giusta della collaborazione istituzionale. Noi della Lega e io come sindaco portiamo la solidarietà alle forze dell'ordine, li ringraziamo per il grande lavoro che stanno svolgendo e approfitto di questa denuncia fatta dall'avvocato Crea per chiedere al ministro Nordio che ci siano delle norme più severe, che ci sia la certezza della pena, e approfitto di questa denuncia dell'avvocato Crea di Fratelli d'Italia per chiedere al governo un incremento delle forze dell'ordine nel nostro territorio. Chiediamo più poliziotti, più carabinieri, chiediamo maggiori risorse come comune per assumere ulteriori agenti di polizia locale. Quindi da una denuncia che condivido dell'avvocato Crea lancio una proposta al governo di aumentare le risorse ai comuni, di aumentare le forze dell'ordine distribuite nel territorio, di inasprire le pene e di dare la certezza della pena. Ecco, lei dice noi della Lega e gli altri di Fratelli d'Italia. Il suo appello sembra un guanto di sfida della Lega nei confronti di Fratelli d'Italia. No, assolutamente, però che l'avvocato Crea sia un esponente di Fratelli d'Italia che oggi attacca l'operato delle forze dell'ordine è abbastanza evidente. I consiglieri che siedono al Palazzo di Trecento mi hanno chiesto di portare la solidarietà alle forze dell'ordine perché fanno un lavoro enorme, sono molte volte sotto organico e troppe volte con gli strumenti normativi spuntati, e quindi dispiace che un esponente di Fratelli d'Italia se la sia presa in modo così chiaro e netto con le forze dell'ordine. E quindi bastava citofonarsi al suo ministro, al ministro di riferimento, al ministro di Fratelli d'Italia. Questo è, la sto un attimo estremizzando, ma... No, non lo so, io credo che ci siano altre forme per poter portare un contributo positivo. Evidentemente l'avvocato è talmente tanto insoddisfatto dell'operato delle forze dell'ordine che ha deciso di agire in questo modo. So che altri esponenti di Fratelli d'Italia, cittadini, invece la pensano in modo diverso. Senta, lei si è sentito ultimamente con il ministro Nordio e che cosa le ha chiesto, che cosa le ha detto? Nordio che in queste ore, travolto anche dalla Ferminetti, dalla richiesta di grazia, insomma è un momento difficile, nuovamente difficile per il ministro trevigiano. Ma innanzitutto ho mandato proprio questa mattina un messaggio al ministro Nordio per testimoniare la mia solidarietà e vicinanza per quello che sta succedendo e per la tempesta mediatica che sta subendo. E per quanto riguarda il tema della sicurezza, molte volte ci troviamo a condividere i temi e le preoccupazioni che caratterizzano un po' l'operare quotidiano dei sindaci, e lui condivide. Ovviamente non è semplice, no? Cambiare le regole del gioco,
però condivide il fatto che serva maggiore severità e soprattutto maggiore certezza, cioè coloro che sbagliano non devi ritrovarteli ancora in giro per le piazze e per le vie, ma dovresti trovarteli in galera, e se stranieri dovrebbero essere anche rimpatriati. Però oggi in Italia funziona così: chi delinque il giorno dopo è ancora fuori. Grazie. Mario Conte, sindaco di Treviso. Come vedi, Lina, i temi sono tantissimi, lo sai bene, e ci attende un pomeriggio nuovamente carico di variabili e anche di tensioni sul nodo migranti. Quindi abbiamo due notizie. La prima, quella che hai detto te all'inizio, questo pomeriggio il sit-in delle forze di opposizione. Potrebbero esserci anche i migranti a Kasugana, quelli che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. Seconda notizia, domani la riunione in prefettura, e poi chiaramente la stoccata politica nei confronti di Fratelli d'Italia, dell'avvocato Fabio Crea, e l'appello forte, fortissimo, forse non è mai stato così forte, al governo proprio per le risorse, per la certezza della pena, insomma per una diversa gestione della sicurezza e dei temi della sicurezza. Per il momento direi che è tutto da Kasugana. Con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboita, Tommaso Migot, grazie al sindaco Conte, e dunque vedremo anche qui come evolverà questa situazione. A proposito di gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza, a Padova è stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo della nuova questura che sorgerà nell'ex zona degradata di Via Anelli. Giro di boa verso la realizzazione della nuova questura di Padova di Via Anelli. L'opera, secondo programma, dovrebbe essere pronta e consegnata nel 2031. La Giunta Comunale di Padova nelle scorse ore ha approvato il progetto definitivo. Un passaggio cruciale che segna l'avvio della seconda fase dell'iter, che prevede poi l'approvazione del progetto esecutivo e il bando di gara. Siamo riusciti in tempo record a avere 26 autorizzazioni, 26, e siamo pronti a fare la gara, per cui è un'opera bellissima, tra parentesi, come architettura. Il prossimo passo è andare in gara, è una gara europea, sarà un po' di tempo, però siamo avviati, per cui adesso non ci ferma più nessuno. Il Comune di Padova sarà stazione appaltante dell'opera per conto del Ministero dell'Interno. La nuova questura sorgerà dove un tempo c'era il complesso di condomini ex Serenissima, un luogo di degrado in Via Anelli, che ora vedrà al suo posto un edificio moderno di oltre 29.000 metri quadri. Una struttura che da un lato renderà servizi ancora più di qualità a favore dei cittadini utenti, ma nel contempo anche una struttura dove in proiezione sarà destinata poi man mano con i vari ripiani di organici fino a 700 poliziotti, tra poliziotti e amministrazione civile dell'interno. Il costo dell'opera è di 62 milioni di euro, un progetto di rigenerazione urbana che guarda la città del futuro. Qui vi troveranno spazi, uffici, sportelli per i cittadini, alloggi, una mensa e una cappella. Siamo riusciti a creare uno spazio pubblico che è il vero fondamento, l'ingrediente fondamentale per la rigenerazione urbana. Un progetto aperto alla città che vuole dare l'idea di un'istituzione a fianco del cittadino, a servizio del cittadino e a difesa dei valori della democrazia. Per quanto riguarda la vecchia questura, resterà nel palazzo di proprietà della provincia un presidio destinato a diventare il nuovo commissariato centro. Stiamo definendo ormai, siamo alle battute finali di un comodato gratuito con la provincia, per cui la porzione dell'attuale questura, quella dove c'è l'ingresso principale, ripeto, sarà poi destinata appunto a commissariato centro e a continuare a garantire servizi di qualità ai cittadini utenti che risiedono in centro. Questo dunque è il progetto a Padova. Tutti questi temi di cui trattiamo naturalmente avvengono, si svolgono in un'atmosfera internazionale particolare, con ricadute economiche significative per la guerra in Iran. A Vicenza il centro studi della CISL ha calcolato che se durasse fino a fine anno costerebbe 1.600 euro per ogni famiglia vicentina. Ad affermarlo è Raffaele Consiglio, segretario provinciale della CISL, che hanno incontrato per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina.
La guerra in Iran e le ricadute economiche sul territorio vicentino, un po' il tema è questo, il focus di una conferenza stampa che si è appena conclusa qui alla CIS di Vicenza, insomma un'analisi approfondita su quello che sono le ricadute, soprattutto anche in previsione degli scenari possibili in caso di eventuale sospensione o immediata tra 3 mesi o a fine anno, insomma uno scenario inquietante analizzato sotto vari punti di vista. Ci fa il punto Raffaele Consiglio, il segretario generale della CIS provinciale vicentina. Qual è la situazione, il dato che emerge e che vi preoccupa di più in questo momento? Il dato che emerge è che nel caso la guerra continui, oltre ovviamente a tutto ciò che si trascina dietro e che non dimentichiamo, anzi, ma anche da un punto di vista economico sta mettendo in ginocchio il nostro territorio. L'inflazione è raddoppiata se smette immediatamente la guerra, altrimenti potremmo arrivare a dei limiti inflattivi elevatissimi se continua per 3 mesi, che sono le valutazioni che abbiamo fatto, un anno. Chiaramente tutto è volatile perché può cambiare tutto da un momento all'altro, come sappiamo. La cosa che ci preoccupa è che questa inflazione non è determinata dall'incremento dei consumi interni o dall'incremento dei salari interni, è un'inflazione subita perché si trasporta dell'energia o dei beni a prezzi superiori a causa dei prezzi del trasporto e della chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa è una cosa molto molto preoccupante che mette in difficoltà certamente le aziende, ma soprattutto le famiglie di Vicenza e del paese. Ecco, si parlava anche prima cosa fare, perché in questo momento si è all'interno di un'economia globale, europea, con le difficoltà, insomma avete analizzato vari responsabili in questo caso che potrebbero in qualche modo incidere soprattutto alla metodologia di affrontare questo momento di crisi. Certo, per prima cosa dobbiamo assolutamente combattere le speculazioni. Da questo punto di vista ogni cittadino, la dico proprio così, deve dare la sua mano. La speculazione sta nei grandi gruppi dell'energia, se la dovessero fare, ma sta anche nel nostro tessuto territoriale. Ecco, dobbiamo stare molto attenti a combattere queste speculazioni, perché in un momento così difficile abbiamo bisogno di stare tutti uniti, di dare un segnale forte e chiaro, di uscirne tutti quanti insieme. Altra cosa molto importante è che questa grave difficoltà, che si aggiunge a una difficoltà del nostro paese a crescere, la possiamo risolvere certamente se smette immediatamente, anche per questioni umanitarie ovviamente, se smette immediatamente la guerra, ma la possiamo risolvere se torniamo a crescere economicamente, socialmente, culturalmente. Questo lo possiamo fare soltanto se ci mettiamo seduti tutti insieme, se ci diamo un progetto per poter portare la provincia di Vicenza e il Veneto nei territori, nei posti, nei modi, a essere quello che vogliamo che diventi. Ecco, per concludere, lei aveva anche parlato di fare un patto, no? Un patto tra industrie e famiglie, soprattutto mettersi al tavolo e discutere di questo anche a livello locale. È importante proprio essere consapevoli. Sì, è importante parlarsi. Il nostro è un paese che finché c'era la capacità di tenersi insieme come corpi intermedi è riuscito a superare le più grandi crisi della storia, dal dopoguerra ad oggi. Ecco, noi crediamo che oggi si sia smessa questa capacità di interloquire, si ragiona per polarizzazioni, per estremi, mentre oggi abbiamo bisogno di coesione sociale perché usciamo tutti insieme, imprese e lavoratori, da una crisi del genere. Allora, prima di andare in pubblicità ci risolleviamo con un po' di bellezza e scenari molto molto suggestivi. A Baone siamo sui Colli Euganei, dove c'è stato da poco il taglio del nastro del nuovo museo dedicato proprio al territorio, e dunque da Villa Beatrice d'Este abbiamo in diretta, eccolo qua, il nostro Francesco Ratai con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Buongiorno. E un ospite a cui lascio a te la presentazione. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Si dicevi bene, siamo davanti a Villa Beatrice d'Este, siamo davanti e non dentro dove c'è il museo, perché questo è un edificio che ha più di 800 anni e i muri erano molto più fatti molto meglio rispetto ai nostri, e il segnale delle nostre strumentazioni non funziona da dentro. Siamo qui insieme a Daniele Cannella, che è vicepresidente della provincia di Padova, perché questo è il museo dei Colli Euganei, Museum. Partiamo subito dal nome, perché Museum? Museum perché proprio evoca con un acronimo museo, mu, e Euganei,
museum, quindi mettendo assieme abbiamo questa parola dove appunto c'è anche una forte componente multimediale, quindi recuperiamo la M dell'ultima lettera. Museum è una parola inglese ma al tempo stesso latina, in questo caso diventa l'acronimo proprio del Museo degli Ugani di Villa Beatrice d'Este sul Monte Gemola, un museo immersivo, digitale, dove si può entrare a 360 gradi in quella che è la dimensione proprio dei Colli Ugani. I Colli Ugani non solo paesaggio, non solo orizzonti, non solo ambiente, non solo patrimonio naturalistico, ma anche tanta storia e cultura. E quindi dentro a questo museo, sala per sala, raccontiamo i prodotti d'eccellenza, raccontiamo i poeti, la letteratura, raccontiamo la storia della villa che un tempo fu monastero, raccontiamo la storia della Beata Beatrice d'Este, quindi dando la possibilità ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza di questo territorio che ha tanto da dire, non solo su scala locale, su scala padovana e veneta, ma soprattutto su scala internazionale, tanto più adesso che è patrimonio UNESCO. Nei nostri telegiornali serali vi faremo vedere proprio l'interno di questo bellissimo museo. Noi abbiamo avuto la fortuna di già visitarlo. I Colli Ugani sono un territorio importante per Padova, ma soprattutto per il Veneto. Può diventare un nuovo centro attrattivo di turismo. Io sono convinto che i Colli Ugani, anche per la loro posizione geografica nel cuore del Veneto, siano l'orizzonte del futuro, per quel turismo di sostenibilità, di prossimità, di contatto con la ruralità e con la natura che possono offrire. Qui si sta bene, si mangia bene, si vedono paesaggi meravigliosi, c'è tanta storia, tanta natura, tanta biodiversità, quindi una dimensione ideale per il turismo del futuro. Ringraziando Daniele Canella, che è vicepresidente della provincia, perché questo museo è stato pensato e voluto proprio dalla provincia di Padova, ringraziando anche Cristian Roccagliende che ci ha assistito, lo invito a lasciarvi inquadrando quelli che i nostri territori, i Colli Ugani. Questa è la vista che abbiamo. Lina, vi facciamo un po' di invidia e vi ripassiamo la linea. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, Francesco, l'avrei detto io al rientro in studio. Ti invidiamo molto, scenario magnifico, giornata magnifica, anche se dovrebbe essere in arrivo la pioggia tanto attesa, vedremo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo, avremo un ospite, Andrea Martella, candidato sindaco del centro-sinistra a Venezia, parleremo della campagna elettorale naturalmente e anche dei temi veneziani che sono balzati anche a livello nazionale naturalmente in questi giorni. Ritorniamo in diretta da studio con il nostro Focus TG, giornata ricca di cronaca, lo avete visto, ma anche di temi politici o parapolitici, chiamiamoli così. E allora andiamo a Venezia con il caso della revoca della nomina direttrice d'orchestra del Gran Teatro La Fenice a Beatrice Venezzi, con i risvolti che riguardano anche le maestranze che hanno denunciato insulti e minacce di morte ricevute sui social, a dirlo l'RSU di lavoratrici e lavoratori. Ci difenderemo da questa meschinità e sulle accuse che sono arrivate direttamente da Venezia ribattono mai bullizzata. Chi veramente deve sentirsi offeso e perseguitato sono i lavoratori del Teatro della Fenice che nelle ultime ore hanno ricevuto via social pesanti offese e addirittura minacce di morte. Minacce di morte, insulti e una raffica di attacchi sui social, e questo è il nuovo fronte di tensione che scuote il Gran Teatro La Fenice di Venezia dopo la rescissione del contratto di Beatrice Venezzi. L'RSU denuncia un clima sempre più pesante e parla apertamente di minacce anche di morte ricevute online a lavoratori e lavoratrici del teatro, tanto da aver affidato la vicenda ai propri legali. Ma non basta. I delegati sindacali respingono ogni accusa di attacchi personali nei confronti della maestra Venezzi o di altre figure istituzionali, dicono. La signora Venezzi non perde occasione per attaccare i lavoratori del Teatro La Fenice. Nelle sue ultime dichiarazioni ci accusa di averla calunniata, offesa e bullizzata. Ovviamente rispediamo al mittente queste accuse. Abbiamo sempre parlato di questioni di metodo e di merito.
Sulla vicenda, ormai divenuta caso politico, interviene in queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che difende la direttrice d'orchestra e lo stesso sovrintendente. Colabianchi ha scelto in autonomia. Reputavo arrogante la sinistra quando lo contestava perché aveva nominato Beatrice Venezzi. Non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare su chi, con la solita autonomia, ha scelto diversamente. Conclude così Bignami da Montecitorio, riaccendendo ulteriormente lo scontro politico sulla vicenda. Nel frattempo resta aperta la questione contrattuale alla Venezzi, come puntualizza da Ring Nicola Talmi, CGIL. Nei giorni scorsi si era incontrato con Colabianchi per discutere sul rinnovo della RSU. E io gli ho fatto la domanda precisa. Ho detto, ma esiste un contratto con la dottoressa Venezzi? Perché quello è il tema, no? E lui in quell'occasione, quindi riunione ufficiale, insomma, mi ha risposto che sì, c'è. E quando abbiamo chiesto di poterlo vedere, ha detto a tempo debito. E mentre la Venezzi interviene con una nota dicendo che la rescissione delle sue collaborazioni con la Fenice andrà chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, annunciando implicitamente battaglia legale, altrettanto fa sapere Colabianchi: tutto sarà affrontato nelle sedi dovute, dice tramite il suo ufficio stampa. Vero è che se si arriverà ad una battaglia giudiziaria e a un eventuale risarcimento, il tema vero è: chi pagherà il conto? Non vorrei anche che per colpa di Colabianchi dovessimo pagare anche qualche penale. E il sovrintendente del Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, esprime in una nota la più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro che in questi giorni sono stati oggetto di minacce anche di estrema gravità sui social del teatro e sui profili social personali. Tali episodi, si legge, sono inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono sempre caratterizzare la nostra comunità. Confido, prosegue, che si possa ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo che consenta a ciascuno di svolgere il proprio lavoro con la necessaria tranquillità e dedizione, restituendo al teatro quel contesto di armonia e collaborazione che da sempre ne rappresenta l'essenza. Tra l'altro, come titola il Gazzettino oggi, bufera cultura su Venezia, perché poi c'è il tema della Biennale, ispettori del Ministero della Cultura H. Giustiniani per il caso del padiglione della Russia. Ma tra Russia e l'artista israeliano pare che la Biennale sia tra continui fuochi. Allora, dopo aver lanciato questi temi, saluto e ringrazio per avermi raggiunto in studio Andrea Martella, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Che è candidato sindaco per il centro-sinistra a Venezia. Allora Martella, innanzitutto come sta andando? Perché qui mancano 25 giorni, abbiamo fatto i conti. Beh, è una bella campagna elettorale, molto tosta, vicino ai cittadini, con tantissime occasioni di confronto. Direi che sta andando bene, sento una gran voglia di cambiare, sento un gran bisogno di partecipazione, sento tante potenzialità inespresse che possono e vogliono dare una mano per cambiare la città. Chiaro è che parliamo di una città in cui non mancano mai davvero, no, gli spunti. Allora partiamo proprio da questo caso Venezzi, che è balzato naturalmente alle cronache nazionali e internazionali in questi giorni, la revoca dell'incarico. Lei è intervenuto naturalmente sul tema, abbiamo sentito anche le RSU degli orchestrali che hanno addirittura denunciato minacce social ai lavoratori e pare che gli scambi d'accusa non finiscono qui e che si preannuncia una guerra legale. Cosa ne dice? Ma Venezia è una città complessa e bellissima che andrebbe amministrata con cura. Questo caso della Fenice è l'emblema di un modo di gestire padronale, arrogante, sbagliato nel metodo che attraversa tutta la città e rispetto a questo c'è una gran voglia di cambiare. Riguardo alla Fenice mi pare che adesso tutti dicano quello che io sto dicendo da mesi. Sono state fatte scelte sbagliate, amichettistiche, che hanno portato ad una nomina che adesso è stata revocata. E alla Fenice davvero deve ritornare un clima di serenità che è quello che merita il nostro gran teatro, che è apprezzato e amato in tutto il mondo. La solidarietà ai lavoratori da parte mia è massima, così come mi sono occupato di loro quando è stato tagliato il welfare aziendale, e naturalmente va messo in evidenza che ci sono
delle persone, il presidente, il sovrintendente, che evidentemente hanno gestito con un metodo sbagliato questa vicenda. Mi auguro che si possa ripartire e che si possa ripartire positivamente. Se diventerò, anzi quando diventerò sindaco di Venezia e presidente della Fenice, mi occuperò seriamente anche di ripristinare un clima non solo costruttivo, ma anche che proietti di nuovo la Fenice nel mondo come merita. Cosa risponde a chi sostiene che questa campagna nei confronti di Venezia sia puramente politica perché non figlia di musicisti e non di sinistra, abbiamo letto in questi giorni? Beh, rispondo dicendo che nel merito io non ho mai espresso giudizi sulle qualità artistiche, non ne ho io probabilmente la competenza. Sul metodo è stata una scelta sbagliata, non si può imporre un direttore musicale senza aver parlato con l'orchestra, senza aver avviato un periodo di confronto, senza aver fatto delle prove. In questo senso è stata una scelta arrogante. Ricordo che il ministro Giuli la definiva una scelta straordinaria, che la Venezia sarebbe diventata la principessa di Venezia, che Zaia, Brugnaro e altri inneggiavano questa scelta. Mi pare che adesso stiano tutti zitti, l'unico che ha parlato è stato Venturini, dicendo cose che non ha mai detto nel corso di questi 7 mesi, dimostrando evidentemente che adesso si vuole fare finta di niente, ma gli abbiamo ricordato che non è così. L'amministrazione comunale è anche colpevole che nel corso di questi anni ha dimezzato da 4 milioni a 2 milioni il contributo alla Fenice. Quindi davvero io penso che a Venezia ci sarà un assessore alla cultura, oltre al sindaco che si occuperà delle politiche culturali, e la Fenice verrà trattata con quell'attenzione che gli orchestrali, il coro, i professori, tutti i dipendenti meritano. Senta, sul fronte biennale invece vediamo, no, nel sito del Gazzettino, gli ispettori del Ministero della Cultura H. Giustiniani, il caso del padiglione Russia che non è risolto, e sui giornali di oggi anche il caso Israele in qualche modo. Ma questo è proprio un altro pasticcio fatto dal centrodestra, un cortocircuito che si è determinato tra la Biennale e il governo. Non so che cosa succederà, c'è da essere molto preoccupati perché ispettori o eventuali commissariamenti sarebbero veramente un epilogo molto complesso per la Biennale. Io sulla Biennale ripeto quello che ho già detto: Venezia è una città aperta al confronto, alla cultura, all'incontro tra persone e popoli. La Russia va condannata sempre. All'Ucraina va data sempre il massimo della solidarietà, le scelte sono della Biennale, è evidente che non devono essere scelte propagandistiche di un regime, ma scelte culturali. Bisogna verificare se sarà così. Certo è che è tutto un problema all'interno della destra che su questa questione è andata veramente in cortocircuito, come dicevo. Ecco, non è semplice, no? Immagino, diciamo, mettere da parte la politica quando si parla anche di temi amministrativi. Ci si infila necessariamente in una campagna elettorale, lo comprendiamo, ma l'amministrazione poi è altro. Mi viene da pensare al caso Moschea, no? Bengalesi, a tutta questa bufera che c'è, questa polemica che agita la campagna elettorale relativamente alla costruzione di questo tempio islamico e anche alle candidature di rappresentanti della comunità bengalese. Beh, allora distinguiamo, diciamo, due cose. Il caso moschea l'ha prodotto la giunta Brugnaro-Venturini, avevano promesso di fare la moschea, addirittura Fratelli d'Italia aveva candidato uno dei promotori della moschea nelle proprie liste, poi sono ritornate indietro perché si è aperta una guerra all'interno del centrodestra, anche in questo caso tra Fratelli d'Italia e Lega. Tutte le liste dei partiti hanno rappresentanti delle varie comunità straniere. Stiamo parlando di cittadini italiani che lavorano, che pagano le tasse, e quindi penso che il compito di tutti sia quello di cercare di integrare anche tramite le elezioni del Consiglio Comunale, affermare la cittadinanza, affermare i diritti, e non quello di fare delle vere e proprie guerre che innescano solamente la paura. Venezia non ha bisogno di questo. Venezia si è caratterizzata nel corso dei secoli, come dicevo prima, per essere un luogo di incontro. A Venezia c'era il fondaco dei tedeschi, dei turchi, il ghetto ebraico, gli armeni, i greci,
insomma un crocevia di culture e di religioni. Per quanto riguarda la moschea, è un progetto di cui io non mi sono mai occupato, se ne è occupata la precedente amministrazione. Sarebbe bene che ci dicessero qual è l'iter, che cosa hanno fatto, che impegni, che promesse hanno prese. Per quanto mi riguarda dico una cosa molto semplice: i luoghi di culto sono previsti dalla nostra Costituzione. Se sono pagati dai fedeli, non hanno costi pubblici, possono essere fatti se c'è il rispetto delle leggi nazionali, delle normative sanitarie, delle normative urbanistiche e anche di quello che è il contesto sociale. Se dovessi essere sindaco, anzi quando diventerò sindaco, mi occuperò seriamente di questa cosa con equilibrio e responsabilità, come mi pare non facciano le altre forze politiche in campo. Senta, mi viene il riferimento a quello che stiamo vivendo a Treviso, la gestione dei migranti, comunque delle presenze straniere. Lei giustamente dice Venezia storicamente accoglie e si nutre anche della diversità, senza dubbio. Anche la presenza della comunità bengalese, che è tra l'altro la seconda più significativa e importante come numero d'Italia, dimostra questo, cioè l'impegno che bisogna avere anche a livello amministrativo, soprattutto in grandi città, per gestire questo fenomeno migratorio, cercando di renderlo una ricchezza per il territorio, anche demografica tra l'altro di questi tempi. Sì, naturalmente tutto questo è vero e quindi bisogna occuparsi di lavoro, bisogna occuparsi della dignità del lavoro, di casa, evitare che ci siano abitazioni sovraffollate e quindi fare delle politiche in questo senso che includano e integrino, a cominciare dalla scuola, a cominciare dalla lingua italiana, quindi ci vuole una mediazione culturale e sociale. Naturalmente, lo dico sempre, ci vuole anche rispetto delle regole, ci vuole anche rispetto del contesto in cui si vive, ci vuole rispetto per i residenti, l'integrazione si fa con diritti e doveri e questo secondo me è l'unico modo civile per poterla realizzare con un senso di responsabilità da parte di tutti. Ecco, casa e lavoro, che sono due temi di strettissima attualità anche per i sindaci di adesso. Ecco, che 1° maggio sarà, visto che siamo a ridosso, secondo lei, Martella, anche nel veneziano? Beh, da noi sarà un 1° maggio particolare perché CGIL e CISL e UIL hanno deciso di fare la manifestazione nazionale unitaria ed è un fatto molto positivo a Marghera, mettendo al centro il lavoro, la sua dignità, mettendo al centro le crisi industriali, la necessità di avere delle politiche industriali che possono superarle. Marghera è un emblema di tutto questo, è al centro anche dei nostri programmi per la sua trasformazione, per le bonifiche che devono essere fatte, per le riconversioni che devono essere continuate, per i nuovi investimenti che possono essere fatti anche grazie a provvedimenti che io stesso ho mandato avanti come la zona logistica semplificata e naturalmente per lo sviluppo anche del porto. Deve essere un 1° maggio che penso ridia centralità al lavoro e il lavoro deve essere innanzitutto, penso anche alla nostra realtà, un lavoro meno povero, meno precario, meno stagionale. E questo che noi dobbiamo pensare di poter realizzare lo dobbiamo fare soprattutto per i giovani che a Venezia possono rimanere o possono restare, ma naturalmente devono essere nelle condizioni di avere una casa e di avere un lavoro. Senta, lei ha accennato al porto, c'è stato uno scambio anche vivace con il suo principale sfidante Venturini in questi giorni sul futuro di questa infrastruttura strategica per la città? Ma è appunto una infrastruttura strategica, noi diciamo che il porto va garantito nella sua piena operatività e che naturalmente l'attività del porto deve essere in equilibrio con quello che è l'assetto della laguna e il suo equilibrio idrodinamico e quindi dobbiamo prevedere degli interventi che garantiscano l'attività portuale, che la possano sviluppare senza che si comprometta la laguna, perché se non c'è più la laguna non c'è più nemmeno il porto. Mi pare una posizione seria che tenga conto di tutto, noi diciamo dobbiamo pensare sicuramente a un porto offshore per le grandi navi turistiche e commerciali fuori alla laguna, è tempo di farlo sul serio e contemporaneamente bisogna pensare a governare una fase di transizione che preveda che si facciano tutti gli interventi possibili che non siano strutturalmente definitivi nella laguna al punto da essere irreversibili. Ci sono interventi che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ho detto che da sindaco me ne occuperò personalmente, mi occuperò personalmente di Porto Marghera perché ritengo che questa sia una questione strategica per la nostra città
e il porto sta vivendo una fase delicata anche per la presenza del MOSE e quindi c'è bisogno di una politica che lo tuteli, lo possa salvaguardare e gli possa dare una nuova fase di sviluppo. Anche perché si parla molto, no, anche di ricostruzione dell'Ucraina quando sarà finito questo conflitto, identificando Venezia e Trieste come porti fondamentali poi per supportare questa ricostruzione. Adesso noi dobbiamo ricollocare il porto di Venezia nell'ambito della portualità dell'Alto Adriatico e non solo. È ovvio che ci sono delle potenzialità, queste potenzialità andranno sviluppate, come ho detto prima, in una rigorosa politica di insieme che tenga in un unico quadro la sostenibilità, la salvaguardia della laguna e naturalmente anche il sostegno alle attività portuali e ai lavoratori, che per quanto mi riguarda sono sempre fondamentali e che vanno tutelati, che non possono pagare prezzi di crisi, già ne hanno pagate tante nel corso di questi anni. Penso naturalmente che tutto questo possa avvenire se c'è lungimiranza, se c'è una visione politica. Chi dice ma vogliono chiudere il porto in realtà non ha capito che la dimensione di Venezia è un po' più grande, va al di là delle polemiche, va al di là della propaganda, che poi alla fine la propaganda non porta a niente. Senta, ultimo ma non ultimo, anzi prioritario in realtà, il tema della sicurezza, perché i cittadini naturalmente anche nei servizi che noi realizziamo quotidianamente di questo ci parlano, si lamentano. Abbiamo dato poco fa un servizio sugli ennesimi borseggiatori, anche aggressivi, ma non solo, c'è poi tutto un tema che riguarda la terraferma, non solo il centro storico di Venezia. Voi avete tra l'altro in previsione un evento proprio per fare un focus su questo tema. Tra l'altro diciamo banalmente la sicurezza di solito viene considerata un tema di destra, a livello amministrativo non c'è schieramento per questo tema perché tutti sono tirati per la giacchetta, no? Su questo fronte. La sicurezza è il primo problema nelle preoccupazioni di migliaia di famiglie di Mestre e di Venezia. Purtroppo nel corso di questi anni, a causa anche della giunta Brugnano e Venturini, oltre che delle politiche del governo, la situazione della sicurezza è peggiorata per i cittadini. Noi vogliamo prevedere una serie di interventi seri, un maggiore controllo del territorio, maggiore presidio e una maggiore presenza delle forze dell'ordine e anche della polizia locale. Vogliamo ripristinare i vigili di prossimità, i cosiddetti vigili di quartiere. Di tutto questo parleremo prossimamente in una iniziativa martedì prossimo con l'ex capo della polizia, il prefetto Gabrielli, che ci darà sicuramente dei consigli utili per affrontare questa questione, per affrontarla seriamente in una logica di controllo del territorio, in una logica di rigenerazione della città ed in una logica di politiche sociali che possono prevenire le situazioni di disagio che poi diventano degrado e diventano insicurezza per tutti. Quindi è una fondamentale questione questa su cui il centrodestra ha fallito e sulla quale noi invece vogliamo operare con efficienza e con una nuova capacità di dare sicurezza ai cittadini, perché se una città non è sicura non ci si può abitare tranquillamente, non si può lavorare, non si apre un esercizio commerciale e per noi la sicurezza è un diritto come lo è il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Benissimo, allora grazie Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia per il centro-sinistra, buon lavoro, appuntamenti siamo certi ce ne saranno parecchi, adesso si intensificherà, vedremo anche qualche big Martella a Venezia? Beh sì, ci saranno parecchie presenze di sindaci di altre città, di figure della politica nazionale, di personalità che verranno a dare il nostro sostegno, anche la nostra campagna elettorale però continuerà in profondità, avremo incontrato associazioni, territori, comitati, categorie, insomma abbiamo raccolto tante idee, anche molto malcontento, ed è per questo che il nostro progetto di cambiamento penso possa avere successo. Grazie per la sua disponibilità, la sua presenza. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo per i minuti finali.
Di nuovo in diretta con il nostro Focus TG, davvero gli ultimi minuti. Andiamo a Padova perché sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della residenza Tartaglia, che restituirà 89 posti letto agli studenti universitari della città. Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione della residenza universitaria Tartaglia nel cuore del quartiere Cave di Padova, chiusa dal 2012 e da allora in stato di abbandono. L'intervento promosso da ESU e dalla Regione Veneto prevede il recupero completo dell'edificio. L'obiettivo è restituire agli studenti una struttura moderna, sicura e accessibile, con 89 posti letto e spazi comuni distribuiti su 5 livelli, tra cui aule studio, palestre e servizi condivisi. Finalmente riusciamo a restituire al quartiere questo stabile, dove ci saranno 89 posti letto interamente raggiungibili anche da studenti con disabilità. È un intervento che abbiamo fortemente voluto con la Regione Veneto, che ci ha finanziato per 4,8 milioni e i restanti 800.000 li abbiamo messi dal nostro bilancio. E andiamo appunto a recuperare questo stabile finalmente, che sarà un fiore all'occhiello del quartiere, assieme alla residenza Galileo Galilei, che è sempre qua vicino in via Magarotto, che fornirà altri 93 posti letto. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovranno concludersi entro il 15 ottobre del 2027. Un intervento per rafforzare e consolidare la staticità dell'edificio e conseguentemente per migliorarne anche la tenuta sismica. Questo è un aspetto fondamentale per l'azienda. Dopodiché sono 5 piani fuori terra che verranno, su cui interverremo con miglioramenti di natura di efficientamento elettrico, con materiali assolutamente sostenibili, riciclati e certificati, con una particolare attenzione alle barriere architettoniche, in modo tale che tutto l'edificio e non solo alcune parti dell'edificio possano essere accessibili ai ragazzi disabili e quindi piena inclusività anche da questo punto di vista. Era l'ultimo servizio, ci fermiamo qui col nostro Focus TG, grazie a Mattia Pizzai e Andrea Basso in regia. Io naturalmente vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera e poi a Focus in prima serata su Rete Veneta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.